Allora, io direi di partire con il dottor Romeo, volevo dargli la parte contigua alla prima, però il tempo è letteralmente volato. Perché? Perché è importante capire, in base agli anni, lei ha 10 anni di esperienza come consultor, quindi un'esperienza di tanto tempo, ha avvicinato moltissime persone e volevo appunto capire che cosa scatta nell'uomo e cosa può anche essere recuperato secondo la sua esperienza. Guardi, può essere recuperato tutto a un'unica condizione, che noi maschi accettiamo di metterci al centro di questo problema. Cioè, finché tutto, tutta la società, l'opinione pubblica, la stampa, tutto si preoccupa della donna, cosa ha fatto la donna, cosa ha subito, perché non è andata via. Noi dobbiamo proprio letteralmente spostare la telecamera sui maschi e lasciarla lì per i prossimi 50 anni. Perché il problema è solo maschile. Quando io vado in giro a fare convegni, a parlare di qua e di là, alla fine dico sempre la stessa cosa. Per me la cosa più importante non è quello che ho detto oggi sul palco, ma è come mi comporto questa sera quando torno a casa con mia moglie. Tutto qua, perché se i numeri ci dicono che in tutto il mondo, anche nella civilissima Svezia, quindi il problema dell'emancipazione femminile è importante, ma fin là, perché anche in Svezia accadono queste cose. Il problema fondamentale è proprio di una radicale critica maschile che deve essere fatta da noi maschi. Ma non Quello che critica, non nel diceva senso negativo, l'avvocato nel senso positivo. praticamente. Quello che dice è Assolutamente d'accordo con lei, assolutamente. Dovremmo parlare noi maschi di questa roba. Sa perché? Perché il dramma è che quando a Rimini un baby gang stupra una turista, tutti parlano di criminalità. Ma quando pensi alla subitano del nostro approccio a questo problema, ma quando invece nella stragrande maggioranza dei casi siamo noi marito, fidanzati o amanti, o amici, datori di lavoro o parenti, dove lo sconosciuto che fa violenza è l'ultimo nella scala di chi fa violenza alle donne, allora patologizziamo, diciamo, beh, sarà matto, raptus di follia, amore malato, balle, balle. Io vedo questi uomini da anni e come dicevo prima all'avvocata Infantolino, ci sono ingegneri, medici, imprenditori di successo, professori, operai, funzionari di banca, poliziotti, c'è tutto, dai 20 agli 80 anni. Il canovaccio è uguale per tutti quando arrivano, è lei che mi provoca e poi io perdo il controllo. Quindi noi li aiutiamo su due piani fondamentalmente, uno culturale, quindi togliere dalla testa questo bagaglio di stereotipi maschilisti che ci portiamo avanti da quando eravamo nella caverne, perché quando mi chiedono ma oggi c'è più violenza o meno di una volta? Molta meno, nella storia sappiamo tutti, la donna è stata due cose, servo e oggetto sessuale. Ciò nonostante nel 2020 siamo ancora qui a parlare di sta roba. C'è roba che se ci fosse un marziano che vedesse la Terra immortale e fosse qui 3000 anni fa, quando Aristotele diceva che la donna è un essere inferiore, è un uomo inferiore, quel marziano direbbe, ma come? Sono passati millenni, qua sul nostro pianeta abbiamo risolto il problema e voi state ancora parlando di violenza sulle donne. Il problema è, e vediamo se riesco a spiegarmi, perché quando dico questa cosa, il problema è esclusivamente maschile, perché nel momento in cui noi maschi smettiamo di fare violenza sulle donne, le donne possono essere deboli, fragili, poarette, ignoranti, tutto quello che volete, ma non c'è il problema. Non so se mi spiego. Se io non vado a rubare in una gioielleria, non importa che la gioielleria metta le guardie fuori, le casseforti, i sistemi d'allarme, non c'è problema, non ci sono ladri. Se non ci sono uomini se noi uomini non cambiamo, il problema è complesso. Il percorso che facciamo a Montebello dura 2 anni. Il canovaccio è sempre lo stesso, che sia un ingegnere o che sia un operaio o che sia un albanese o uno di tre Basili, il canovaccio, apro e chiudo parentesi, il 99% sono italiani, tanto per capirci. Però voglio dire, il problema è una questione maschile, come diceva giustamente l'avvocato, finché noi maschi non prendiamo parole in questo campo, ma partendo da noi stessi. Io con gli uomini racconto anche di quello che combino io con mia moglie, o che ho combinato, e perché l'ho fatto, mosso da che cosa? Mi spiego? Ecco, ma io le Ecco, allora chiedo, le uno... faccio un'obiezione, cioè anzi mi metto dalla parte opposta magari di chi può dire sì, ma anche le donne a volte sono molto aggressive, è soltanto che sono magari fisicamente più deboli e di conseguenza ti portano l'uomo reagisce in modo più violento e quindi si scatena. Può essere una cosa del genere? Sono delle obiezioni che le No, vengono poste? no. Allora,
è chiaro, le donne non sono sante, quindi sono anche donne che fanno violenza. Naturalmente, diciamo che in proporzione, se la violenza femminile sugli uomini la possiamo paragonare a una pozzanghera, la violenza maschile sulle donne la possiamo paragonare all'Oceano Atlantico. C'è proprio una disparità clamorosa da che siamo al mondo. Lei quindi questo l'ha riscontrato? No. La provocazione, guardi, femminile con la mia violenza non c'entra niente. Io dico sempre, se io questa sera torno a casa e trovo mia moglie a letto con un altro, che per un maschio è la cosa che ti spacca il cervello, io posso dirle quella alla porta, posso andarmene io, possiamo andare in psicoterapia di coppia, possiamo parlarne con i figli, possiamo prenderci un periodo di riflessione, possiamo divorziare. L'unica cosa che non posso fare è usare violenza, perché per noi, a cambiamento maschile, due cose sono. A, la violenza non ha nessuna giustificazione. B, io sono responsabile delle mie azioni. Quindi in questo percorso aiutiamo questi uomini a toglierci dalla testa il bagaglio culturale maschilista di millenni e poi aiutarli a governare la rabbia. A governare la rabbia. Quindi c'è un fattore irrazionale che scatta. Non è quindi educativo, o sì? No, cioè, è irrazionale. Allora, la rabbia è un'emozione sana, normale, come la gioia, la tristezza, la paura. Il problema è quando la rabbia supera un certo limite e diventa violenza. È come se adesso, guardi, noi ci fosse un temporale fuori, fortissimo, butta giù alberi e la grandine mi spacca la macchina, ma noi dentro le nostre case siamo tranquilli, ok? Ma se arriva uno tsunami, tutti noi, compresi la bella avvocato infantolino che vedo qui davanti, moriremo. Perché il temporale è la rabbia, lo tsunami è la violenza. Noi dobbiamo, e questo che facciamo in questo percorso, aiutare gli uomini a interrompere la rabbia prima che diventi violenza, perché se arriva lo tsunami non c'è più niente da fare. Si può fare, cioè si riesce in questo? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perfetto, se ho tempo le spiego come facciamo. Dopo la richiamo in causa perché assolutamente è importante. Come dico anche voi che siete collegati, potete intervenire come anche i nostri ospiti, mi rendo conto della difficoltà perché siete collegati, però potete intervenire. Provocazione, le è mai capitato di trovarsi davanti alla rabbia che non riesce a essere frenata? Personalmente? Come esperienza di attività svolta, che quindi dove ci sono meccanismi che le lasciano stupefatta, perché dalla teoria passare alla pratica. Chiedo un po', la rivolgo a tutti e tre voi. Non parlate della vostra famiglia, non voglio sapere. Ma non tanto nel campo della violenza di genere, c'è anche una rabbia generalizzata fuori in mezzo al traffico. È frequente il fatto che le persone non riescono a governare emozioni o piccole frustrazioni e che sfociano inevitabilmente nella rabbia. Per quanto riguarda il nostro lavoro, sì, ci sono state donne che hanno detto che si sono trovate di fronte a episodi di rabbia e di collera difficilmente controllabili, ecco, sì, questo sì. Relazione dovuta a rabbia o relazione proprio metodica di relazione, quella violenta? Che, senz'altro c'è anche questo della rabbia, è un dato importante, però io credo che tutto parta dal fatto che l'uomo, una visione patriarcale, insomma una visione maschilista, senta che la donna è sua proprietà. Questo è il problema, per cui non posso permettere che la donna faccia delle scelte della sua vita, che sia autonoma da me, no? Perché è mia proprietà. E quindi qualsiasi cosa che esce da questo schema fa scattare la rabbia, fa scattare la violenza e quant'altro. Quindi c'è proprio uno squilibrio in molte persone, in molti maschi, rispetto al rapporto tra donna e uomo. È uno squilibrio, quindi è un fattore tra virgolette maschilistico, e come si innesca, perché io penso una persona cresce, poi dov'è che se nella famiglia non vengono dati certi input non dovrebbe insomma propagarsi, manifestarsi? Ma in teoria non dovrebbe, però in pratica la rabbia si manifesta a tantissimi livelli, cioè io vedo che nella società non ci sono relazioni
normali fra le persone come eravamo abituati, improntate all'educazione, alla gentilezza, alla comprensione. Scatta sempre quel meccanismo di sopraffazione perché sembra sia l'unica modalità di interagire con gli altri. Sì, però una volta erano molto più frequenti queste, parlando anche con le persone signore anziane, dicono che una volta erano molto più frequenti questi fatti di violenza, ma non si dava il termine violenza, erano relazioni così, sì, cioè la donna subiva fine perché c'erano le famiglie, le donne subiva, c'erano le famiglie patriarcali dove il maschio, il nonno, decideva come e quando si doveva parlare. Ma veniva accettato e non si parlava Adesso per fortuna le donne mettono insieme e hanno acquisito quello che io considero il diritto alla parola, il diritto a esprimersi, il diritto ad uscire, il diritto a manifestarsi e a manifestare. Allora, una secondo me, delle violenze più gravi è la mancanza di disponibilità economica che hanno alcune donne, e lì viene agita tanta ma tanta violenza, perché se una non ha lavoro, non ha possibilità di uscire anche magari da una famiglia violenta, è chiaro che in questo modo continuano a agire elementi di subordinazione nei confronti di un uomo. Perfetto, questo tema qua. Dottor Romeo, chiedo a lei di entrare in causa e anche dopo anche l'avvocata. Il fattore economico, quanto ruolo importante ha o non ha? E quindi l'indipendenza professionale, la realizzazione, ha un gioco rilevante nella dinamica della coppia? L'indipendenza economica è un'ottima freccia nell'arco delle donne, ma conosco anche donne molto affermate professionalmente che hanno lo stesso problema. Sì. Diciamo questo, che come ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ancora 30 anni fa, non c'è una causa unica, sono, come hanno detto giustamente tutte le intervenute questa sera, sono tante componenti. Fondamentale, per quello che ne capisco io, vedendo questi uomini da anni, è che il problema è fondamentalmente maschile, nel senso che io devo arrivare, io Antonio Romeo, al punto di comprendere, accettare, desiderare di realizzare una relazione senza violenza, non tanto perché è sbagliata, non tanto perché c'è un codice penale, non tanto perché da condannare, non tanto perché non è giusta, ma perché io devo capire, devo desiderare e riuscire a non usare violenza. Ecco perché dico che nel momento in cui un maschio ha raggiunto questo tipo di realizzazione, quindi questo rapporto con la sua normalità, perché vede, se noi prendiamo un dato oggettivo ma che ci sfugge nonostante ne parliamo in continuazione, la maggior parte delle violenze avviene in famiglia, fatta da mariti o da fidanzati. Questo dato qua, lei capisce che toglie tanta roba dal discorso, no? Perché quindi non c'è quello che si droga, quello che beve, i giovinastri, cioè, in famiglia, marito o fidanzato, cioè quello che le ha giurato amore eterno è la prima causa. Quindi mi viene a dire che dovrebbe essere semplice comprendere che il problema riguarda solo me e non altro. Certo, abbiamo detto finora, no? Sono due le componenti fondamentali, la cultura maschilista in tutta la sua ampiezza che copre tutta la società, tutto ciò che di umano è comprensibile, e poi c'è il nostro essere maschi. E se voi guardate in un asilo i bambini di 5 anni, notate già una certa differenza, no? Le bambine pacciolano, chiacchierano tra di loro, i bambini fanno in genere giochi di velocità, di forza, eccetera. C'è una componente oggettivamente connaturata alla nostra natura, che però non deve giustificare nulla. Cioè, famosi appetiti sessuali, il famoso, come dicono a volte le donne, sai, mio marito è più forte. No, è solo più prepotente, perché se per forza intendiamo la forza fisica, anzi, qui lo dico, non ci sente nessuno, sono molto più forti le donne degli uomini. Ecco, non diciamolo agli altri maschi perché se no si offendono, ma è un dato oggettivo sotto molti aspetti. Il problema è che più noi riusciamo a parlare di noi maschi, e meglio è, perché sì, l'autonomia economica va bene, ma ci sono anche donne ricche, famose, basta che vedete ogni tanto in televisione, ricche, famose e autonome, plurilaureate. Ne conosco un'amica che è campionessa italiana di sollevamento pesi, è cintura nera di una disciplina, come si dice, di difesa orientale, 3 lauree sono state e continua a prenderle. Di cosa stiamo parlando? Cioè, voglio dire, non so come dirlo, ma dico, siccome vi vedo qui, è che non c'è tempo, ma se dovessi parlare dell'esperienza con questi uomini, forse qualcosa riuscirei a spiegare meglio. Ma
c'è tanta normalità nella non violenza di noi maschi, cioè è quasi normale, connaturata, accettata per tutte le cose che avete detto voi, certo. Ma soprattutto perché noi non riusciamo ancora a fare noi dovremmo desiderare di essere maschi in un altro modo. Dicevo in un convegno l'altro giorno, dovremmo fare maschisti contro maschilisti, nel senso non devo condannare il mio essere maschio, io sono contento di essere maschio, oddio, fin là, nel senso che trovo che le donne siano molto più ricche dentro, però io devo essere un maschio ma non un maschilista, mi spiego? Sì, ma lì è un fattore proprio culturale, ma ci sono anche le donne che sono maschiliste, cioè quindi c'è una roba purtroppo. Dovremmo poi, guardi, molte delle reazioni delle donne, se poi andiamo a verificare in profondità, ma non c'è tempo, vedremo che sono per esasperazione, per reazione, per imitazione, ma alla fine lo sguardo maschile, no? Quando una donna spesso si mette in una certa situazione, in un certo anche se vuole abbigliamento, ma comunque spesso la donna, anche se non se ne rende conto ancora, dentro di sé lo sguardo maschile e dipende ancora dallo sguardo maschile. È chiaro che questa è una proiezione del maschio, non tutte le donne se ne rendono conto, non sto parlando, occhio, alla bellissima e autonoma come dire, diritto della femminilità, non sto parlando capito non è che è sottinteso, mi spiego, ma lo sguardo maschile è qualcosa che pesa ancora nella donna, del quale dovrebbe sì disfarsi la donna, per carità. Ma al limite, voglio dire, le donne hanno già fatto un loro percorso importante col femminismo. Toccherebbe a noi oggi, come diceva l'avvocato Infantolino, è ora che gli uomini prendono su di sé questo problema, perché fondamentalmente è un problema no. Io personalmente dico esclusivamente no, perché ripeto, se io con mia moglie mi comporto bene, tutto il mondo può fare quello che vuole, ma io ho risolto il mio problema e lo risolvo io, non lei. Assolutamente. Avvocata, è stata chiamata in causa, chiedo il suo intervento da questo punto di vista. Io sono entusiasmata di queste parole del dottor Romeo, perché in effetti mi viene da domandarmi, è come se dei derubati si trovassero ogni anno a dire cosa abbiamo fatto di male noi per essere derubati. Esatto. E forse sarebbe arrivato il momento in cui siate voi uomini, e dico al dottor Romeo, ad organizzare un giorno contro la violenza sulle donne, ma mi viene da dire un giorno contro gli uomini maltrattatori a questo punto, perché io ritengo che noi abbiamo fatto niente di male per doverci, come dire, fare tutta questa autocritica, che per carità poi il fenomeno, essendo complesso, si può guardare da tutti i punti di vista, perché è vero che le donne in queste relazioni sono spesso invischiate e quindi fanno quello che dicevo prima, faccio la denuncia. Io per un periodo ho collaborato con uno psicoterapeuta in studio perché ero veramente stanca di ricevere delle donne che un giorno venivano a raccontare una vicenda di violenza e il giorno dopo volevano ritirare la denuncia ed è colpa dell'avvocato che gli ha fatto fare la denuncia, tanto per dire, perché sono spesso donne invischiate. Quel libro che citava l'ospite in studio in effetti parla anche del fatto che la donna cerca di risolvere una sua mancanza psicologica probabilmente legata all'infanzia, alla ferita dei non amati, come dire, cercando un uomo maltrattatore che alternativamente le maltratta ma poi le adora, perché spesso il maltrattatore alterna momenti di violenza a momenti di grande slancio d'amore. La donna pensa di risolvere questa sua ferita magari infantile attraverso questo tipo di uomo, e mentre l'uomo amorevole non le interessa. Questo è vero, perché capitano anche delle donne molto ben inserite che però non sono interessate ad un uomo che abbia una relazione normale. Però adesso io non voglio cimentarmi in settori che non mi sono propri, però noi dobbiamo andare a stanare quelle sacche di subcultura maschilista che non sono quelle che noi troviamo in questi studi televisivi, perché noi qua siamo in un contesto molto evoluto culturalmente, di persone molto consapevoli. Invece noi dobbiamo andare a stanare quei contesti in cui questa consapevolezza ancora non c'è e che proprio caratterizzano questa situazione culturale che io definirei a macchia di leopardo, perché capita di essere, ribadisco, passare da contesti molto ben informati su questi fenomeni a contesti che sembrano assolutamente di 100 anni fa, primitivi. Teniamo presente che gli stereotipi di genere in Italia sono molto radicati e sono stati durissimi a morire. Io citavo anche l'altro giorno, nel 1981 esisteva ancora l'estinzione del reato di violenza carnale che c'era allora con matrimonio riparatore, cioè il fatto che uno stupratore poteva ritenersi a posto, cioè poteva non andare incontro alla pena per violenza carnale se si fosse coniugato con la donna violentata. Questo nel 1981, che non è 100 anni fa, questa è una cosa secondo me da medioevo. Invece questa cosa qua succedeva nel 1981, che per dire
che ne so, nell'81 moriva Rino Gaetano, cioè tanto per dare un'idea del livello culturale del paese in quel momento. E in quel momento esisteva ancora la causa di estinzione del reato del matrimonio riparatore. Ecco, io chiedo un'altra cosa, perché proprio lunedì è la giornata che si ricorda l'istituzione del divorzio in Italia. Ed è il divorzio che peraltro ho trovato molte donne che lo volevano osteggiare, che sembra assurdo, ma molte donne che reputavano rovinasse le famiglie. Quando invece a ricorrere al divorzio... delle donne, scusi. Questa reazione maschilista delle donne io la riscontro spesso perché ho fatto parte del Comitato Pari Opportunità e mi è capitato spessissimo quasi di incontrare delle donne che avevano delle reazioni più retrograde rispetto a quelle di molti uomini. Questa mi sembra quasi una reazione difensiva e anche qua di scarsa cultura del fenomeno, cioè noi dobbiamo fare cultura là dove questa cultura non c'è, però non continuare a raccontarcela, come dire, tra di noi, ma bisogna raggiungere chi veramente ancora ti risponde che il gender gap è giusto perché le donne lavorano meno. Io nel mio ambiente vengo a noi avvocati, nel mio ambiente le donne professioniste guadagnano la metà degli uomini. E pagare una donna professionista è faticosissimo per un cliente. Però la parcella è quella, cioè però la parcella quindi viene fatta più bassa da parte dello stesso professionista. La parcella è che il cliente non ti vuole riconoscere quei soldi e ti fa delle battute, per citarne una che mi è capitata, che mi ha lasciato veramente confusa. Quando tu gli chiedi le competenze per la tua prestazione, tende a minimizzare, arrivando a battute del tipo sei più bella quando sorridi, per dirne una che io mi sono interrogata perché un padre di criminale, peraltro nella fattispecie, si sentisse autorizzato a me, che sono una professionista, a fare una battuta di questo tipo. Mi domandavo se l'avrebbe mai detta ad un collega uomo, se davanti a un avvocato uomo. Immaginatevi se un soggetto che viene da un contesto criminale si sarebbe mai sognato di dirgli: sa, avvocato, lei è così bello quando sorride, tanto per farvi un esempio, perché evidentemente la donna viene vissuta come una che sì, per carità, quasi quasi, come dire, le faccio un favore a nominarla come avvocato, mentre il suo lavoro è a mio servizio, no? Noi abbiamo sempre questi ruoli un po' di assistenza anche nei settori professionali in cui noi ci collochiamo, sempre situazioni di disagio, difficilmente contesti dove c'è più a che fare col denaro, con il potere, poco business, poco bancario. Ribadisco, nel mio contesto, lo so perché vedo i dati di Cassa Forense, che è l'ente previdenziale degli avvocati, anche con l'ultimo bilancio consuntivo, quindi sono dati oggettivi, le donne guadagnano la metà. Questo gender gap secondo me ha dei risvolti culturali, sì, anche sul problema della violenza, perché come mi piace dire, io sono convinta che se le donne guadagnassero più quattrini prenderebbero anche meno mazzate, perché quando tu rispetti la persona che hai di fronte e questa persona è anche professionalmente ben collocata, secondo me si fa fatica a pensare di concepirla come una tua proprietà, come un tuo oggetto, perché è vero che dietro questi fenomeni, come diceva l'ospite in studio, c'è questa idea di fondo: devi fare quello che voglio io. No, l'uomo in fondo ha questa idea, no? Tu non ti devi sottrarre perché la donna muore di violenza, perché non sei comunque effettivamente la mia proprietà, per cui tu non te ne puoi andare, no? Sei un oggetto. Questo oggetto diventa meno oggetto quando è soggetto, ed è soggetto anche di lavoro e quindi guadagna delle retribuzioni adeguate. La interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe, poi torniamo qui a interloquire con i nostri esperti, tra poco. Esperti.